Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlarvi un po' dell'astrale, perché l'altro giorno ho fatto questa piccola pillolina che parlava appunto che la gente ha un karma astrale e mi sono arrivate un po' di domande in PVT o al telefono o su WhatsApp. Ecco, allora prima di tutto bisogna capire una cosa: tutte le persone quando si addormentano escono in astrale, che se ne rendono conto o no, escono o sono nel corpo ma vivono sempre un momento che si chiama astrale, no? C'è chi lo chiama astrale, chi lo chiama eterico, ogni poi cultura gli dà un nome. Però bisogna capire una cosa chiaramente, che l'astrale ha dei piani vibrazionali. Generalmente l'essere umano viaggia su 3 piani vibrazionali, no? Poi c'è il quarto e il quinto piano che sono proprio per anime incarnate o avatar o gruppi misterici. Come ho parlato in un'altra pillola, ho parlato dei gruppi misterici che guidano questo cosmo, questa umanità, questo universo. Chiamatelo poi come volete, ma alla fine tutto quello che gira intorno a questo mondo è solo quello che esiste. Che vi dicono che esistono extraterrestri, UFO, quello che voi volete, alla fine tutto si risolve in questo mondo, in questa palla di acqua e terra. Quindi quando noi dormiamo cosa succede? Succede semplicemente che noi, almeno il 99% delle persone, vivono vicino al nostro corpo, al primo piano. Poi ci sono appunto gente che è un po' più sveglia, che però è un po' attaccata a materialità, che va in giro a fare il birichino e fa danni. Fa danni non capendo che poi avrà un conto karmico da fare. E molte volte è preso dall'entusiasmo di aver scoperto che può andare a rompere le scatole a delle signore o uomini e viceversa, non si rende conto che si sta scavando la fossa con le proprie mani. Le altre persone chiaramente che dormono non si rendono conto di questo pericolo e vengono influenzati chiaramente negativamente se questa persona è materialista. Quindi cari amici, questo è il primo stadio. Poi ce ne sono altri due, in quanto al terzo livello generalmente un'anima è evoluta e quelle anime che arrivano fino al terzo livello generalmente riescono ad andare anche nel passato e nel futuro in astrale e quindi possono vedere anche altre cose. E poi chiaramente, come vi ho spiegato, ci sono altri due livelli, il quarto e il quinto, che a quel livello lì ci vanno solamente gli avatar o avatar per l'Oriente o gruppi misterici per l'Occidente, cioè persone elevate dei Rosacroce, cabalisti, tibetani, ad esempio, gruppi misterici egiziani, ma solamente sono veramente un gruppo molto limitato. E chiaramente quelli che sono ai piani inferiori, cioè quello che è al primo piano a livello astrale, non può sentire e capire quello che dice uno al secondo piano e viceversa uno al secondo piano non può capire e sentire quello che dice e parla uno al terzo piano. Quindi può capitare ad esempio che gente materialista che governa il mondo a livello materiale, e sto parlando a livello materiale, si riunisca al secondo piano. E capita che magari c'è gente che per disgrazia o per grazia, dipende dai punti di vista, riesce dal primo piano a entrare nel secondo piano per una svista o per uno sbalzo vibrazionale e non sapendo dove va a mettere il naso. A me è già capitato di sentire gente che era bravissima a livello astrale nel primo piano, poi era forse un po' troppo esaltata da questa situazione, è andato nel secondo piano e purtroppo ha incontrato gente che non doveva incontrare e quando è ritornato giù la sua vita è stato un disastro, infatti è impazzito. Quindi capite che a viaggiare in astrale bisogna sempre stare attenti ed è per questo che il vostro Marietto Veneziano ha sempre messo dei circuiti nelle pillole protettivi tipo il triangolo magico, l'Apollonius, la croce cosmica che difendono tutte le persone indipendentemente dal loro stato vibrazionale bovis nell'astrale, cioè praticamente quando voi entrate in questi circuiti radionici non è che difendete solamente il vostro corpo materiale, ma anche il vostro corpo astrale eterico. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano conclude qui questa brevissima pillola su appunto queste guerre astrali che ci sono. E ci sono, cari amici, ci sono anche perché ci sono gruppi che vogliono
dominare, e altri gruppi invece che non è che non vogliono dominare, ma vogliono che il mondo vada avanti nella giusta direzione. Beh, comunque, ritornando al nostro saluto, cari amici, il vostro Marietto vi invita a iscrivervi nel canale di Hildegard o al canale del vostro Marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove vedete il link in descrizione qui sotto, o nei gruppi di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!